La data annunciata dal Comune di Agrigento per la riapertura dell'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa è trascorsa inutilmente, mentre per l'isola di Fontanelle si parla di qualche settimana per la riapertura. Ma quello che i cittadini si chiedono è come mai non si provvede ancora a rimuovere la montagna di rifiuti che hanno creato a Fontanelle una discarica in pieno centro abitato. Forse perché, ironizza qualcuno, fa comodo alle casse del comune beccare i soliti incivili per liberare la piazzetta dallo squallore c'è tempo. E così si va avanti con il solito pressappochismo mentre Agrigento finisce ancora una volta sulla stampa nazionale. A rendere non certo un bel servizio all'immagine della città, questa volta ci ha pensato il settimanale Panorama, che dedica al problema dei rifiuti 2 pagine con un titolo eloquente. Già la foto a corredo dell'articolo la dice lunga sul modo di mantenere il decoro cittadino. Il giornale riferisce anche dell'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica della Città dei Templi. Ad annunciare l'articolo di Panorama, le locandine a bella vista nelle edicole della città. Intanto, sempre in tema di rifiuti, interviene Claudia Casa, direttore di Lega Ambiente Sicilia. A 2 settimane dalla scadenza del contratto che regola il servizio di igiene urbana nella città di Agrigento, dice Claudia Casa, si continua a congelare i tempi per l'apertura della busta contenente l'unica offerta presentata entro il termine del 15 maggio scorso. Il silenzio, aggiunge il direttore di Legambiente, solleva molti dubbi sulla reale intenzione di dare corso ad un contratto che sappiamo contenere condizioni più stringenti per la ditta e più efficienti per il comune e quindi per i cittadini agrigentini. Come Lega Ambiente, conclude Claudia Casa, non intendiamo abbassare la guardia su questa vicenda.